In su 26 serrant in Sardegna i giornali La Nuova Sardegna, sui giornali de Sassari, su Corriere di Sardegna, che si fa ieri in Castello, Il Solco, sui giornali dei sardisti. A pago a pago si fa in Sardegna un grande silenzio, su silenzio fascista, mi serve a sa bucca, sa gente e risega sa lingua pure. Ai scriviu della scuola elementare mi da ritirata sa grammatica sana. Praticamente su sardo, sa lingua materna di Russo e De Gramsci, è fascista, non distraci. E che tecnica dico una cosa di no. Se riendi morzari, sostentar rosaria, ante un bacio impari vos riforma l'aria. Operaio e pastori, pescatori e artigiani, quattro mori sull'uso, sei 90 San circa in nessun Milani, un saggente miniera e un su socialista, Giuseppe Bandera, contrattato fascismo, antibato barriera, circa in te tu firmai dell'ogna. Il governo fa ciò che vuole, apre, chiude, scioglie le Camere, non ci si può più fare alcuna illusione. Il governo, cioè il fascismo, è padrone dello Stato, l'ha in pugno, questa è la realtà. Su 31 del sul mese la Ramride sul 1926 arriva la Sanova in Castello via Bologna, uno di Ciocchedo vuole a Mussolini. Su Ricciocco, Matteo Zamboni, 15 anni, tanti morto a stoccare senza ruga. Questo però a suo segretario del suo partito fascista non da bastera e manda in ogni città un telegramma con custos poeticos. Restano da colpire i complici. Tutti i fascistas de Castello si radunano in Piazza San Sepolcro, parti e passano in via Roma, burri in su Largo e arsi in Sagosta può andare al Domo di Rosso in piazza Martiri. Fia Emilio Rosso sa bandiera del santifascismo sardo e a esso voleva andare morto, ma gli ha trovato un male scotto. La preparazione durò oltre un'ora, tanto che io ebbi il tempo e la possibilità di Lui una casa per semplicemente la presenza. su ci povera a tutti, amigos e servirora, voli l'atturai a solo, voli arriscai e suscetti. La banda era di migliaia di fascisti a comando dell'onorevole Giovanni Cao, conte di Samardo, deputato al Parlamento, capo dei fascisti locali. Cao vi arrestette un compagno di Rosso a sua università, in guerra, in suo partito e in suo traballo di avvocato. Mi era stato affezionato fino alla marcia su Roma, poi non seppe resistere a minacce così e diventò fascista. Dovetti pregarlo di abbandonare il mio studio e non ci parlavamo più. Rimasi tuttavia sorpreso quella sera nel vederlo campeggiare personalmente simile spedizione contro di me. Ha riscritto Cesare Ventus, un uomo solo contro 1000 energumeni. Ma quest'uomo si chiamava Emilio Rosso e la sua fredda determinazione era infinitamente più forte di 1000 forsennati ai quali era stato sempre facile stendere a terra uomini inermi. L'ordine era di saccheggiare la casa di Linciani sul posto. Per darsi un po' di spirito battagliero, per impressionarmi, prima la banda invase e distrusse la tipografia del giornale democratico cattolico Il Corriere di Sardegna e lo studio dell'avvocato Raffaele Angius, antifascista fra i più in vista, entrambi a pochi passi da casa mia. Poi fu il mio turno. Punti sdecemè su de notti, arrivano tammilli e rienti, su bordello vai tremi sventanas, l'uso era pronta a usare una sua, sa berretta che veniva in guerra, un'altra pistola, uno fucile de cassa, due smazzas de ferro austriacas e a riscuravo i slucis. A morte, alla porca, è ora di finirla, a scanzone! Una parte si firma in sapra zitta, davanti a Saldomo di Russo eccetera, il satruso si divinita in squadras, che su nemico è mano di affrontare. Una squadra attacca la sua portoni, alza si scala se ciccara di portare sa porta di Russo a corpus de baionetta. Apri vigliacco, lasciateci entrare! Russo la respinge spunta del ferro gravata senza porta di infra rispondi a corpus de mazza di ferro. E facciamo la pelle e ti vogliamo bruciare! Io ho detto che sono armato e pronto a difendermi! Un'altra squadra in su mentre gira la pala de Saldomo, alza in suo bastioni e cerca con una buona che si calà in su portil del domo di Russo.
Una terza squadra anzi era sul secondo piano e circa a stampare sul pavimento o entrare in domo di lusso di questa bovera. I sacro sul sì, in tazzerriai. A morte lusso, alla porca, apri vigliacco, lasciati entrare, forza passiamo dal balcone, vieni anche tu, Bandussi! Sa quarta squadra cerca di entrare nei sbalconi, sì. E questa situazione del suo capitano Lusso, ai 11 mancano quarto di stanotte che volessi questo, s'ultima di sa vita. Etta preguncia Ieresco Castello. Sommini chissà che il suo nemico non ha morto, in domo sua in castello tanti morto, sardo su de nisciuna valentia, si punti posto su, milli contra sangue. Fascista si imprazza a morti zerrienti, fascista senza porta, fascista sa pizzo e fascista sa pala, sa fascista sa pronto su a entrare da sta ventana. Uno fascista arrivava su balconi, a morte alla porca, mascalzoni, a privigliacco, la pelle che bruciamo, vieni anche tu, Baldussi, spara Lusso, salvarista, tira! Un fascista assassino che ha morto sa ventana e ti adonava a regioni dopo sa gente umana. Il suo Castello se stingendi lo sparo e il su de Castello è sul vento toscano e commenti fascista forse lui sperai e vorrei un singanno allo suoi sparai poi bruci alla voglia un altro un mandanti potri mai su fascismo su mandanti gli altri, invasi dal panico, si dettero a disordinata fuga. Il capo della squadra disperata, signor Nurkis, si comportò poco romanamente. Al solo rumore dello sparo svenne, credendosi ucciso. Godeva di fama sanguinaria. Effettivamente aveva compiuto molte operazioni ardite contro case abbandonate, avversari inermi, desolati, donne, ragazzi. Visto che nessuno riusciva a linciarmi, fui accerchiato in casa da carabinieri e dalla polizia. Lusso venne arrestato e portato a buon cammino. Per quanto l'aggressione fosse avvenuta in pubblico e tutti testimoniassero della legittimità della mia difesa, ero deputato in carica e il presidente della Camera, onorevole Caserdano, non si commosse molto. Per questo mi affronto all'immunità parlamentare. Si immunità i beni da Polia de Mussolini sotto de Dogna Santus, a Dio e tutto i beni da Vestao Antonio Grande, satto grande speranza dei straballaroni. Si incrasite sul fatto, su Gnalisarda vuole in primo pagina su titolo l'onorevole Lusso assassina vilmente una giovanissima camicia nera. Con questo segnalisi che sul regime fascista ore di stabilità e sa giustizia, Lusso attiva l'impressione 13 mesi, scienti e venite intenzioni di uccidere. Impressioni si vigera sa bronchite e sa poliorite. Sul babbo del suo fascista morto non si costituisce di parti civili, anzi si mancherà a Lusso di essere dispragio non solo di si perde un figlio in un'impresa delittuosa, ma in trus dei biri che ponendo innanzi su nomini della famiglia sua piantava in danno a un innocente. Dichiaravo innocente dei giudici fanti cambiare sa sentenza. Altrus 3 giudici tornano a esaminare sul fatto, punti i giudici Lovina e Manca, presidenti Arcangelo Marrasa e Meana Sacchi. Questi 3 opposero alle pressioni del procuratore generale e del presidente della Corte una resistenza eroica. Mi assolvettero per legittima difesa. Compilarono la sentenza seduta stante, la depositarono in cancelleria e la fecero registrare subito, prima che il presidente della Corte avesse il tempo di intervenire come la prima volta. Questo episodio di fierezza io lo devo ricordare a onore della magistratura italiana, mentre troppi giudici, specie negli alti gradi, cominciando dal presidente della Corte Suprema, hanno abdicato a favore del potere politico. Innocenti Lusso è condannato a suo confino voce in campo. Come individuo pericoloso per il regime e avversario irriducibile, dannoso all'ordine pubblico. La Commissione ebbe cura di precisare che la sua decisione era stata presa ad unanimità di voti. Questo generale consenso mi fu di motivo particolare soddisfazione.
A suo confino, a Lipari, un'isola viticca davanti a sta Sicilia, Emilio Lussu arriva con sa calentura, malario e deboli in suo corpo, ma sempre forti di animo. Suo primo pensamento di issu è di Sibuini. Con Fausto Nitti e Carlo Rosselli cominciano da subito a organizzare sa guerra, ma innanzi di arrennesci va a Santa Casa Cusano sconfinato. Si punti su 27 del suo mese Argiola del suo 1929, andando a Parigi. Comincia la servira di Lussu in suo disterno. Subito vogliono organizzare sa lotta armata, si vinti con Salvemini, Nitti, Torchiani, Cianca, Rossetti, Rosselli, Dolci, Facchinetti. Nascere sul movimento Giustizia e Libertà. Lussu gira tutto sa Francia cercando di sardos in mese semigraus, andare a Tunisi e in Corsica. Sa malaria però si fa in tempi. Ricoverò in Svizzera e stopperò, perdere un polmone e una varica costa. Scrivi libri, un anno sull'altipiano, teoria dell'insurrezione, e scrivi a amigos in Sardegna. Dei amigos, bene dai sciri, de sa morti de sa mano. Serie Latino Giacobbe in Francia aveva passare in Spagna a piegare parti a sa difesa della Repubblica Spagnola, contro il suo fascismo. Pare che in Spagna a Pakistionao a Radio Barcellona, salurendo in sardo con suo slogan "O in Spagna, grasi in Italia". Tornano in Francia con l'intero di Carlo Rosselli e del suo frare del Rosselli, Nello, assassinato a Parigi. Sul movimento di domanda di attuare in Francia, quando il tedesco si occupa da sa Francia, passa da clandestino. Cerca l'appoggio dei alleati per organizzare su sbarco e insurrezioni armate in Sardegna. Andare a Londra e a Nuova York, ma non segue. Tornano in Francia, clandestino a Marsiglia. Con sa compagna di lotta e di fila Joyce, che a suo tempo s'avvettare a suo più Giovannicco, passa in Italia, sfidando sa polizia, per partecipare a sa resistenza. Con il scompagno di giustizia e libertà, entrano in suo partito di azioni di Ferruccio Parri e Ugo Lamaffa. Con tutto gusto, l'antifascismo internazionalista di Lussu è sempre antifascismo desartista. Durante i 20 anni di fascismo i dirigenti del partito sardo mantennero la opposizione al fascismo, sia quelli che potevano rimanere in patria, sia quelli che furono costretti all'esilio. Onori al sardista sia a tutti i sardos di anticombatti sul fascismo, ricordato in noi e non funti rossi, Giuseppe Zurdas, residi a San Lumingi, morto a Monteperato in Catalogna combattendo per la Spagna. Dino Giacobbe, comandante di Spagna, brigata Garibaldi, sa batteria sua picasse un nome di Carlo Rosselli e da pianta sa batteria sarda, careria sa bandiera rubia con i quattro moros. Silvio Mastio, antifascista sardo, morto in una spedizione con la libertà del Venezuela sul 1930. Francisco Vancello, 15 anni su passato su parte in galera e parte a suo confino, arrestato. Anselmo Conto, Eugenio Cao, Efisio Lici, Antonino Lussu, Giovanni Milisi, Peppino Magia, Michele Sala. Cesare Vintus sul capo delle attività clandestine in Sardegna, 60 anni di pressioni, applicava in pressioni sa tubercolosi, malaria che da molto vacurepo sa postis della liberazione. Giovanni Battista Ammeri si arrestò a Milano nel 1928, ha connoto in pressioni su fondatori del suo Partito Comunista d'Italia, su Salvo Antonio Gramsci, su Giorvedo che il suo fascismo voleva impedire di funzionare. Grazie a Secchi, Samuele e Dino Giacobbe e Mariangela Maccioni in Marchi arrestata con i tanti esprimi solidarietà e simpatia con su giovane orgoleso Giovanni Dettori, morto in Spagna combattendo il suo fascismo. Mariangela perde il suo trabalho. Onore, a plus de 1000 sardos di anticombatti con i partigiani in alta Italia e chi ponti mortos in cuni a centinaia. Un fascista assassino che ha morto un saventana e ti adoravo a Rescioni non sa gente umana. Il sudore Castello sesti intendi un sparo e lo sud de Castello piazzo quello Toscano e commenti fascista Ponzio lui sperai ne vorrei un singanno allo sui sparai poi bruci alla voglia un altro comandante o prima il suo fascismo su mandato e su mandanti. Qui facciamo un minuto di riposo perché finisce il primo tempo, ci prendiamo un bicchiere d'acqua e poi attacchiamo il secondo tempo. Ringrazio. Allora, ovviamente l'intervallo dell'assenza di Lussu dalla Sardegna, il secondo tempo si riapre con il ritorno di Lussu. Adesso Mario farà il narratore sardo, ciò che facevo io prima, ci scambiamo le parole. Vai Mario. Lussu torna in Sardegna, sul ringo dell'Anfra 44.
metà de Castello pieno maceries, famini e spollazioni dietro sul frutto di questa guerra. Non ci via la roba di Sbistì e sa cosa vai da venire da Martinica. Su primo che su mesi al giorno sullo sud, web da Radio Sardegna. Io vi parlo da Cagliari. Prima di vedere le rocce della costa, io antivedevo la Sardegna e vi salutavo, come fa tranquillamente il marinaio, rientrando dopo una navigazione tempestosa, che agita la mano ancora prima di scorgere l'approdo del suo porto e la soglia della sua casa. La Sardegna che io sento non è la Sardegna geografica o poetica dei monti scoscesi e dei boschi di quercia, l'isola del lentischio e dell'aspodero, ma la dura terra dei contadini, dei pastori, dei minatori, dei pescatori e degli operai, la Sardegna del multiforme lavoro, cui Roma fascista ha tolto pane, libertà e vita per creare un impero di fumo. Lusso saluta da Castello. Saluto Cagliari, la città più cara ai ricordi della mia vita. Cagliari distrutta dal fascismo, che il fascismo solo ha distrutto, attirandovi l'uragano della guerra in un folle delirio di egemonie. Noi la ricostruiremo col nostro lavoro pazientemente e la faremo più bella. Lusso nara tutto su vicende fai. I nostri problemi, fatti più duri dai lunghi anni di corruzione fascista e dalla guerra, sono gli stessi che noi agitammo or sono 25 anni. Sono i grandi problemi che risolti allora avrebbero dato consistenza e vita alla democrazia, impedita la dispotica centralizzazione dello Stato, resa impossibile o vana la marcia su Roma. Il fascismo non ci è piovuto dal cielo, esso è il figlio legittimo della corruzione esistente nella democrazia italiana e nella organizzazione sociale e politica del suo Stato. Oggi la coscienza autonomistica, integrale negazione del fascismo, è diventata coscienza generale della democrazia. Noi possiamo ben definirla coscienza federalistica. Lusso guerra sul Duso, Domenico, in piazza Ienne, anante un mare centi. Vecchi e cari compagni dell'altra guerra, io vi saluto tutti, modesti, audaci compagni della lotta politica, tutti vi saluto. E io spero di portare attorno a questa vecchia grande guardia la gioventù sarda che rinasce. Lusso ricorda le spicciocche, le grovi, che hanno adottato pinzas a corpus de verta contro il suo fascismo. Questa gioventù che io vedo tra voi, io la saluto, ricordando quei piccoli battaglioni popolari, espressione dell'anima del popolo lavoratore di Cagliari, che non ha mai piegato al fascismo. Lusso ricorda su popolo vero de Castello. Cagliari Popolare non ha mai capitolato, non ha mai voluto il fascismo. Cagliari Popolare degli scaricatori di porto, delle tabaccaie, dei metallurgici e delle altre categorie, dei bambini di strada, non è in alcun modo responsabile di quella parte di terribile responsabilità che pesa per queste immani sciagure che ci opprimono. Lusso accusa le scapus del suo fascismo sardo. Voi ricordate da dove c'è venuto il fascismo? Nella mente di ciascuno della quel gruppo di magnati da cui ci è venuto il fascismo. Voi ricordate tutti. E io potrei dirvi il nome e il cognome di quanti ci hanno dato questo regime per la parte di responsabilità che loro spetta. Si reclamava un pensiero libero e ci hanno dato il manganello e l'olio di ricino. Si reclamava una legge e ci hanno dato l'arbitrio, si reclamava giustizia e ci hanno dato il terrore, ci hanno promesso ordine e ci hanno dato disordine, ci hanno promesso ricchezza e ci hanno dato miseria, ci hanno promesso un impero e ci hanno dato queste rovine, ci hanno promesso la vita, ci hanno dato la morte. Ma un popolo non muore, il popolo risorge a nuova vita e risorgeremo insieme. Forza Varis! Lusso, forza Varis! Risorgeremo insieme nella libertà, e la libertà il popolo sardo si saprà conquistare con le forze e con i sacrifici, perché quella è la libertà che rimane e che trionfa nell'avvenire, non dono altrui dall'alto, ma nostra conquista è dal basso. Lusso, quella saglia in tutta paura, s'abrazza renegente, saluta dei messaggi del suo campinato, onora sa memoria di Giuseppe Zutas, morto in Spagna,
e ricorda l'Egidio Zoccolo, morto in questa grande guerra. Lui tenia 54 anni, ma non sia cambiato di colore. Era fare un comizio a Pula, a un di lui era ospiti del amico Visconti a Square, uno dei compagni che viene andato in Francia da Gattai. Beh, fuori dalla sua popolazione è nata. Il nostro non è il partito dei grandi proprietari di terra come il Visconte a Square, ma il partito dei lavoratori. Se domani nasce un conflitto di interessi o un'avvertenza salariale, io sono con voi contro l'amico a Square, non con l'amico a Square contro di voi. Guarda la Iglesias, a un saluta sul sindaco Carlo Meloni, da Rendi, in quest'ora tragica, che vivi sul mondo rende sanguini, de lupus, de venas, e nel suo grande cresce, des regoli unius in cordis, poi salitais persona de vustetti. Forse hai un entusiasmo sa voce zerrienni, un guello fetti. Viva Emilio Lussu! E viva Emilio Lussu! Fia da successo de gioia. Lussu fai comizi forti. Iglesias, centro minerario, è stato anche il centro della guerra civile in Sardegna. Ha visto i primi manganellatori pagati dagli azionisti delle miniere e dei grossi capitalisti. Iglesias è stata il centro di questa vita infernale, cominciata nel 21-22 e prolungata fino a pochi giorni fa. Iglesias ha conosciuto la guerra civile esattamente come l'hanno conosciuta a Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Palermo, Napoli e le Puglie. La stessa feroce crudeltà e la stessa oppressione. Il manganello, l'olio di ricino e il pugnale. Hanno chiamato questo rivoluzione all'italiana. Abbiamo grandi esempi di rivoluzioni in cui la violenza si presenta come necessità storica. La grande rivoluzione francese, la grande rivoluzione russa, dove il popolo ha scardinato il passato per costruire una nuova civiltà. Qui è stata una masnada che ha esercitato la violenza pagata, in cui il popolo non era espressione di vita che agiva, ma oppressione soffocata e schiacciata. Hanno voluto assassinare i rappresentanti dell'espressione popolare per creare un impero. Dov'è l'impero? Dov'è l'impero? L'impero se lo son fatto per conto proprio e l'ha pagato il popolo, perché quando pochi privilegiati arricchiscono a miliardi come Ansaldo, come Pirelli, come Donegani, è sempre il popolo lavoratore che paga e che crea la ricchezza. Lussu narra, ita de fai sa democrazia feda. Se questa democrazia trionferà, i patrimoni dei grandi profittatori dovranno essere messi al servizio del popolo per ricostruire il patrimonio nazionale distrutto. I rappresentanti della nuova democrazia devono agire nell'interesse della collettività nazionale, nell'interesse del popolo innanzitutto. Essi devono dare esempio di capacità e di onestà amministrativa. Devono dimostrare che quel che conta è l'interesse popolare, non il proprio interesse. Quali che siano i partiti, formiamo sin da ora una selezione di quadri e un controllo alla base, in maniera che ciascuno renda conto di quello che fa. E attendiamo con fiducia l'opera di epurazione universale del fascismo. Non si colpiscano i fascisti ingenui, i ragazzi, i fascisti obbligati per necessità di tessera, ma si colpiscano i fascisti volontari e i profittatori, che essi siano allontanati dalle città e anche dalle amministrazioni di una miniera o di un'officina, che essi siano lontani dai posti di comando. Qui è il problema centrale della democrazia, in Sardegna e in Italia. Su 7 de Genova, Lussu guarda da Carbonia. Carbonia oggi è un'azienda statizzata, burocratizzata, diretta da molto lontano, oltre il mare Tirreno. I dirigenti guardano qui col binocolo e vedono molto poco.
Carbonia oggi è un'azienda statale, una grande azienda statale. Essa dovrà diventare una grande azienda socializzata. Questo è l'avvenire di Carbonia. Sul TVL su 1944 c'è Lucilesi, Chioi e tutto cambiato. Bisogna riprendere il cammino interrotto. Or sono 22 anni. Insieme abbiamo deciso di rimanere uniti per la vita o per la morte. Dalla nostra unione dipende il nostro avvenire. Bravo Lussu, autonomia, Lussu, guarda di autonomia. Qualcuno ha gridato autonomia. Autonomia è vita, è libertà, è controllo di popolo. Noi concepiamo l'autonomia nel grande quadro della vita italiana ed europea come organismo base popolare, come controllo popolare, come autogoverno, sicché possiamo esprimere le nostre esigenze e risolvere i nostri problemi da noi stessi, al di là della farragine delle carte burocratiche e l'incompetenza e l'oppressione degli enti e degli istituti isolati. Ma Lucilesi, per noi, è tutta un'altra musica. Compagni minatori, il lavoro delle masse operaie e dei contadini di Sardegna di ogni parte d'Italia dovrà essere il lavoro per arricchire e rendere felice la collettività popolare e non un branco di parassiti abituati ad accumulare ricchezza per il proprio profitto individuale. Il problema è sociale ed è legato a quello politico. Noi cercheremo di risolvere insieme l'uno e l'altro e io vi vedo, compagni minatori, riuniti in questa piazza, io vi vedo sin d'ora, magnifica avanguardia della civiltà di domani. A Oristani Puebla su Savolo 8. Dobbiamo cominciare a gettare le basi di una grande risoluzione del problema agrario sardo, che è allo stesso tempo agrario e pastorizio. L'acqua può arrivare in quantità centuplicata. Essa può portare lavoro produttivo nelle zone più deserte, può cambiare il volto della nostra terra arida oggi e ciò significa che può cambiare la vita dei lavoratori della terra. Viva Lussu, sa terra chi la trapalla, la forza varis. Su Domenico Puebla da Annoro. Tutti i problemi che riguardano l'agricoltura, l'igiene, le miniere, il lavoro, tutti quelli che riguardano il mondo della produzione sarda devono essere autonomamente regolati e risolti da noi. Autonomia non ha niente a che fare col solito decentramento decantato dai sostenitori di uno Stato centralizzato che vogliono concedere qualche po' per salvare tutto il resto. Noi non sappiamo che fare. Autonomia significa Costituzione politica, Costituzione dello Stato, legge fondamentale dello Stato federale e creeremo insieme, noi in testa, lo Stato federale. E se la libertà sarà minacciata ancora una volta, i popoli autonomistici, il nostro paese autonomistico, sorgerà come un solo uomo, le armi nel pugno a difesa della democrazia. In Sardegna l'idea autonomistica si riallaccia al grande movimento popolare che fu il tentativo di rivoluzione antifeudale della fine del XVIII secolo, che ebbe per massima espressione Giovanni Maria Angioli. Quel grande movimento ha combattuto per l'abolizione feudale, per la conquista della terra, perché la terra andasse ai lavoratori di Sardegna. Lavoratori della terra, salariati, piccoli pitagori, piccoli proprietari di terra lavorata con le proprie mani, pastori erranti dalle montagne alle pianure che traggono dalla dura terra nostra la loro vita. Tutto su Sardegna via con Lussu, un altro si adesso montato Sagonca, si adesso Bresciava, e si intende si ricurriamo al monumento, ma su cuore del Lussu via triste. Dopo 20 anni di corruzione fascista, in cui tutta la vita e tutte le speranze si erano concentrate su un uomo, e su un uomo solo, adesso convergevano in me solo, che ritornavo nella piccola patria dopo lungo esilio. Un uomo, un uomo. Tutto si attendeva da quest'uomo. Ho avuto la casa invasa da migliaia di persone fino a tarda notte. Ognuno chiedeva qualche cosa. Non si sa, un re Savesia Nova, su dottori a provi di ossigeno, su veterinari o su bestiami, e a mille
a 1000 hominis e femmines orienta giù subito a Roma, ordinari, pos Adone, pos umani, poi machines, poi scriptures, poi stilis. Io ero impotente a soddisfare tante richieste, ero un uomo solo, senza potere. Si comprende che Lusso non fia un uomo politico, non fia buono nei paus, non fia uno che hai sorrivenzato, giusto o sbagliato. Non fia buono che dai momenti ci vai di schi conoscesi, di schi potaisi, mancai senza manco sconosci. Gente che fuettera e fuettera e fuettera e s'accabata non antanuta. Gente che promette tutto e a suo momento di mantenere in area da chi non si vuole fare. Gente che dona tutto, ma basta che mi manda in mondo. Questo non fia politico, fia d'un uomini. E uomini esti che in area pani lani e merda passa merda. Feci un discorso, Iglesias, in cui parlai di democrazia socialista. Fu una grande sorpresa e una grande delusione, per gli ambienti borghesi naturalmente. Parlai ad Oristano e parlai di riforma agraria, altra delusione, altro scandalo, fra i proprietari naturalmente. Parlai a Nuoro, parlai di autonomia e non di separatismo. Fu un'altra delusione per la Sardegna. Parlai a Sassari decisamente di Repubblica, la delusione fu grande. Il partito si mostrò deluso di me, ma io fui molto più deluso dal partito. I miei vecchi compagni erano stati obbligati ad una vita di silenzio politico, perché altrimenti sarebbero finiti in galera. E allora si sono messi ad esercitare la loro professione e i loro affari. E siccome erano uomini onesti e intelligenti, hanno fatto fortuna e senza accorgersene si sono imborghesiti. Ho ragione di ritenere che molti della destra del partito sardo non danno alcun merito politico alla mia lotta partigiana, o gliene danno addirittura uno negativo, perché non hanno da rallegrarsi di un'azione sostanzialmente nemica ai loro interessi conservatori e reazionari. Quando Lusso si manda a salutare i sardos del microfono del radio e narra le impressioni che ha tenuto in le 2 cilas passadas in Sardegna. Il fascismo ha corrotto la Sardegna allo stesso identico modo con cui ha corrotto le altre regioni d'Italia, e la dignità è scomparsa in molte sfere. Dalle file di quelli che per tanti anni dell'era fascista hanno cantato, mangiato e bevuto sull'impero, è tutta una corsa a briglia sciolta verso nuovi posti di comando, e ricercano e spesso ritrovano nei nuovi partiti della democrazia il posto che hanno perduto. I grossi affaristi dell'impero continuano indisturbati i loro affari, facendoli prosperare con anima democratica, così come li avevano fatti prosperare con anima romana fino all'anno scorso. I piccoli affaristi lavorano di gomito per aprirsi un varco nella Ressa, è tutto un fervore di braccia e di gambe che in ogni settore brulica attorno ai posti di direzione, politici e finanziari. Una turba di postulanti, grandi, piccoli e infimi, si riversa ogni giorno, persino ai comandi alleati, per nostra generale vergogna. Queste sono le mie prime impressioni al contatto con l'isola. L'autonomia non risolverà tutto. L'autonomia è innanzitutto autocoscienza individuale e collettiva. L'ordine nuovo della democrazia non sarà possibile senza grandi e radicali trasformazioni della struttura nazionale, morale, politica e sociale che il fascismo ci lascia in testamento. Sempre nelle ore più scure di una nazione è l'anima popolare che abbatte una civiltà decadente e dà nuova vita all'avvenire. Io ho una fiducia immensa nelle masse popolari sarde. Credo fermamente che risorgeremo a una nuova vita faticosamente, ma sicuramente. In 44, quando tornavo a Castello, ho voluto usare tutto a ferite a cappello.
sciarpi in giochetto, si tagliassa non ha un maceriase fascismo, e usa salvare la piglia con il suo federalismo, sardi sbeato